Ingegnere Alberto Negro, direttore di Veneto Agricoltura, che cosa è cambiato dal 2017 ad oggi? Qual è il bilancio di Veneto Agricoltura dell'attività dell'ente? Veneto Agricoltura, la nuova Veneto Agricoltura, l'agenzia, nasce il 1° gennaio del 2017 sulla scia della vecchia Veneto Agricoltura, della vecchia azienda, ma con una mission molto più definita e dettagliata da parte della Regione, che ha voluto inquadrare Veneto Agricoltura come un ente strumentale più adatto, più vicino e più in grado di ascoltare le necessità del territorio. Nel 2017 abbiamo avviato tutta una serie di attività che dovevano essere propedeutiche alla riorganizzazione. Quindi abbiamo definito una nuova organizzazione di Veneto Agricoltura che partirà nelle prossime settimane, che è stata regolarmente approvata dalla Giunta regionale nell'autunno scorso. E adesso dobbiamo riorganizzarci seguendo queste indicazioni su 3 direzioni principali. Una di queste 3 direzioni è quella che dà l'input nuovo a Veneto Agricoltura, la nuova Veneto Agricoltura, che è Innovation and Network, e quindi è una direzione dove all'interno ci sono delle competenze molto importanti che devono relazionarsi con il mondo del primario. Tra le mission previste di Veneto Agricoltura c'è la ricerca e la sperimentazione. Rispetto a centri universitari e centri di aziende private, quale può essere il ruolo di Veneto Agricoltura? Allora, noi non siamo un ente di ricerca in senso stretto. Noi dobbiamo fare la sperimentazione, quindi ascoltando quelle che sono le necessità, le problematiche e cercando di capire come migliorare la redditività delle imprese nel primario, noi ci dobbiamo confrontare da un lato, come ho detto, con le associazioni, gli imprenditori di categoria per valutare quali sono le necessità, e dall'altra parte confrontarci sempre in un tavolo tecnico con il mondo della ricerca per capire quali possono essere le soluzioni possibili ai problemi. Noi poi queste soluzioni le dobbiamo sperimentare, quindi dobbiamo mettere tutti i soggetti attorno ad uno stesso tavolo e metterci a disposizione attraverso le nostre strutture, attraverso le nostre proprietà, attraverso le nostre competenze per sperimentare quelle che possono essere le soluzioni possibili. L'ultima fase di questa attività è quella poi di divulgare. Una volta che noi abbiamo raggiunto i risultati, che siano quelli aspettati migliori o peggiori, li dobbiamo condividere, li dobbiamo diffondere nel territorio veneto. Ecco, il trasferimento di queste innovazioni tecnologiche e organizzative come dovrebbe avvenire e quali sono state nel 2017? Allora, Veneto Agricoltura questa attività l'ha sempre più o meno fatta, quella del trasferimento dell'innovazione o della sperimentazione, e quindi si è trattato nel 2017 di inquadrare meglio questa attività e di trovare delle forme che potessero arrivare direttamente più vicine all'imprenditore. Noi abbiamo organizzato dei convegni, abbiamo migliorato la nostra capacità di trasferire le informazioni attraverso i social network, attraverso le nostre newsletter, attraverso le nostre riviste, quindi stiamo cercando di migliorare quello che è la modalità per arrivare anche con mezzi più moderni direttamente alle imprese. Auspici per il 2018, direttore? Il 2018 sarà un anno sicuramente molto importante perché tutto quello che abbiamo preparato nel 2017 nel 2018 dovrà attuarsi, quindi da un lato far partire effettivamente a breve la riorganizzazione dell'azienda, che questa è sostanziale ed è molto attesa non solo dalle associazioni ma in particolare dall'assessore PAN e anche dagli stessi dipendenti di Veneto Agricoltura.
Dall'altra dobbiamo sicuramente concentrarci anche su questo nuovo aspetto importante che è quello dei forestali, per cercare di inquadrare bene come dovrà essere la nuova macchina di Veneto Agricoltura, che dovrà anche occuparsi di questo importantissimo settore.